Buongiorno a tutti ragazzi, a breve, cioè a dicembre, mancano pochi giorni, potrebbe cominciare una vera e propria, bomba meteorologica. Infatti, il gelo e la neve compariranno all'improvviso nei primi giorni del mese, quindi nella prima decade di dicembre. Effetti ragazzi, l'alta pressione delle Azzorre salirà, sul polo nord, facendo scendere aria artica su tutta l'Europa, a parte anche l'Italia. Quindi, secondo il modello americano, si riverserà sull'Italia portando nevicate fin sulle coste adriatiche centrale, Marche, Abruzzo, Molise, ma anche giustamente il nord Italia. Quindi sarà una cosa del nord Italia e centro Italia, poi man mano scenderà pure al sud. Quindi farà molto freddo, si avrà un crollo termico più o meno di 12 gradi. Diciamo un bello scossone visto le temperature degli ultimi giorni. In effetti, come abbiamo visto, ragazzi, a nord si mantiene più o meno dai 10 ai 14 gradi più o meno, mentre qui a sud diciamo più o meno dai 13 ai 18, questo è. Quindi togliete 12 ragazzi, significa che il nord Italia andrà, non dico a meno, ma arriverà a una temperatura di 2-3 gradi, 1 grado, 0 gradi, quindi farà veramente freddo. Quindi diciamo che secondo il modello meteo americano GFS SMC ci sta quest'area artica che scenderà direttamente dal polo nord, quindi un'area gelida artica, quindi che colpirà prima il nord e poi il centro, quindi fino a Marche, Abruzzo e Molise. Giustamente ne risentirà pure il sud Italia, però non avremo la neve, avremo solo, il freddo. Quindi a sud, come sempre, non farà la neve, ragazzi, a parte qualche luogo, tipo voglio fare un esempio, Potenza, Avellino, l'Etna in Sicilia, però poi per tutto il resto non dovrebbe fare la neve da nessuna parte, quindi a parte questi tre luoghi, Avellino di solito la fa sempre la neve, quindi perché sta molto alta. Sull'Etna ci sta sempre quando è inverno e diciamo che a finale è così ragazzi, quindi sono due o tre luoghi dove Potenza pure perché è Salerno, però è molto internamente, quindi a Potenza fa sempre quasi la neve, come pure Avellino e pure sull'Etna. E può capitare, ragazzi, pure sul Vesuvio a Napoli, quindi non è raro che sul Vesuvio faccia la neve, quindi è anche alto lì. Quindi diciamo che sulle coste invece è molto difficile a noi, cosa che invece sulle coste adriatiche è molto più facile, quindi perlomeno sarà sempre interessato il nord come sempre e il centro, quindi come ho detto Abruzzo, Molise e Marche, quindi già il Lazio già non lo colpirà, quindi diciamo che da Roma a scendere giù non ci stanno santi, di certo avremo un abbassamento della temperatura, però non cadrà la neve come farà a nord al 100% e poi sul centro, cioè Marche, Abruzzo e Molise, quindi diciamo che saranno queste le regioni, dove cadrà la neve, giustamente sulle Alpi, Prealpi e poi sull'Appennino Tosco-Emiliano, quindi qui ci sarà di sicuro al 100%. Vi auguro buona giornata ragazzi e ci aggiorniamo mano a mano. Questo qui l'ho voluto fare un attimo per questa cosa, diciamo che ho fatto l'aggiornamento sull'MSC e mi diceva quest'ondata di gelo, la chiamano bomba meteorologica, quindi ho detto vabbè allora facciamola, tanto comunque mancano 5 giorni, quindi in effetti non è attendibile al 100%, però al 70% è attendibilissimo, quindi è più che probabile che accada, però poi man mano comunque faremo un aggiornamento ogni giorno come facciamo sempre.
Quindi ragazzi, buona giornata e poi più tardi faremo la previsione per domani, vediamo come starà la situazione. Buona giornata a tutti e a dopo ragazzi.